Tanto per Atkins, di nuovo Crawford, questa volta attacca il ferro, ancora dalla media Atkins, non se la sente perché trova il taglio di Trent Lockett, che è partita bene in questi 2 minuti e 40. Grajulis dall'arco dei 3 punti, a segno il lettone al Paraleonessa. Atkins, il backdoor di Flaccadori, gran lettura di Trento, va a segnare con il fallo. Di nuovo Flaccadori contro la Quintana, la riapertura per Grajulis da 3 punti, terza tripla, ma Achele li mangia letteralmente il pallone, si lancia in contropiede, va a far schiacciare Cobbins. Quella penetrazione o meno lo può sapere solo chi l'ha subita realmente. La risposta però di Trento, andando a sbagliare dai 4 metri della valle, di nuovo per l'1 contro 1 di Kwonu, che va a realizzare con la mano sinistra. Atene dal 2016 al 2018, qui invece Forrai va a sbagliare un canestro facile e allora Brescia attacca con la Quintana che alza la parabola. Spagnolo marcato da Messenburg, di nuovo Drew Crawford, il tiro dalla riga, il tiro libero dell'ex di turno. Ingranaggi del gioco di Brescia che tira 1 su 13 da 3. Il fatto di voler adesso sempre penetrare non lascia tante opzioni a Brescia. Quando ha convertito il contropiede dove aveva sbagliato l'appoggio mancino la Durner, proprio la Durner va a schiacciare, non se la sente ancora di tirare da 3 punti, cambia passo Achele, il movimento nel pitturato di Brescia, prova a correre di nuovo Gabriel, c'è spazio per Messenburg da 3 punti, si è sbloccata dall'arco dei 6,75 Brescia contro Diego Flaccadori, va fino in fondo Kwonu, lo scarico per Gabriel, il tiro da 3 punti di Gabriel che questa volta, poi la ricezione di Della Valle che attacca il centro, palla interna per Odiasi che va a fare un gran canestro, bella lettura. 8 secondi per l'azione, Flaccadori con il blocco di Atkins contro Kwonu, lo lascia sul posto da 3 punti, Diego Flaccadori, che canestro! Quello del +5 della Dolomite Energia, da leader puro, il crossover che lascia sul posto David Kwonu e la tripla scagliata a 2 secondi dal termine dell'azione. +5, non vanno a fare fallo i giocatori di Brescia, pensano anche alla differenza canestri. La risposta della Dolomite Energia al momento di difficoltà erano arrivate.